Se il teatro fosse un autore. Se il teatro fosse un autore sarebbe William Shakespeare, perché è un autore senza tempo, perché tratta dei temi che sono ancora attuali a distanza di centinaia e centinaia di anni, la vendetta, la follia, le dinamiche d'amore, gli intrighi, quindi l'autore per eccellenza, il teatro, se devo dire un autore, Shakespeare, William Shakespeare. Se fosse un libro? Se fosse un libro, in questo momento mi piacerebbe dirti La signora nel furgone di Alan Bennett, perché è un testo che mi piace molto, che racconta un testo da teatro di una signora che occupa un giardino con un furgone e in questo tempo di emergenza, anche di grande crisi, che non è solo crisi economica, ma anche crisi del pensiero, in qualche maniera mi viene da pensare che forse l'unica testo che mi viene alla mente è un testo che adoro, che è La signora nel furgone, una clochard che occupa improvvisamente il giardino di casa nostra. Se fosse un colore. Se fosse un colore, il colore che indosso, il rosso, la passione. Certo. Un cibo? Se fosse un cibo, molto interessante. Se fosse un cibo, una paella, perché è un mix di colori, di sensazioni e anche ha un pizzico di afrodisiaco. Se fosse una canzone? Se fosse una canzone, Il cielo in una stanza, perché è un'avventura romantica. Un odore? Un odore... interessante. Un odore... La naftalina della nonna negli armadi, perché un odore della memoria. E se fosse un oggetto? Se fosse un oggetto... molto interessante. Se teatro fosse un oggetto... Un violino, perché fa musica. Se fosse invece un animale? Se fosse un animale, qualcosa di molto grande, importante, direi un dinosauro. Chiudiamo chiedendoti se fosse una persona. Se fosse una persona, tutte le persone del mondo, perché come dico sempre, la vita se lo mangia il teatro.